proporre. Rieccoci primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, ormai ci facciamo sempre l'autopubblicità, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite lo ringraziamo Arturo Lorenzoni che è il candidato presidente della regione Veneto, vedete già anche nella grafica insomma pronto per battere Zaia, è come pronto. Prima però di andare avanti vado da Dennis, è una novità dalla redazione. Dennis. Giorgio, parliamo di emergenza coronavirus perché ci sono insomma dei dati che ha fornito nella giornata odierna l'Istituto Superiore di Sanità che meritano in qualche modo una riflessione, perché appunto l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un po' un sunto su quelli che sono stati i contagi nel nostro paese nell'ultimo mese, insomma ha registrato un abbassamento dell'età media dei contagiati che è scesa da 61 a 46 anni e pensate che il 47,5%, quindi praticamente la metà dei casi registrati negli ultimi 30 giorni ha tra i 19 e i 50 anni. Un dato questo che apre quindi un po' un fronte di discussione insomma, per capire se effettivamente i giovani forse stiano prendendo un po' alla leggera questa situazione, soprattutto adesso che insomma sembrava un po' di essere usciti dall'emergenza, ed invece questa è l'ennesima dimostrazione che non bisogna abbassare la guardia. E oltre a non abbassare la guardia ricordiamo i dati di oggi, che oggi il Veneto è la seconda regione italiana che ha più un ritorno di infettati per quanto riguarda il virus, e non sono numeri dopo l'Emilia Romagna. Oggi il Veneto è la seconda regione nazionale che ha un ritorno di infettati, credo siano 21, 23, non ricordo bene il numero, non vorrei sbagliare. Dennis, se tu mi sei più preciso magari, e quindi bisogna molto seguire che ovviamente questo virus, perché non è assolutamente sparito come tanti pensavano. No, sappiamo che fisiologicamente c'è un andamento altalenante nella coda delle epidemie, però ci vuole comportamenti responsabili e grandissima attenzione. La maggior parte a dare comunicazioni dicendo siamo fuori, il giorno dopo no, chiudi tutto, cioè questo tipo di enfatizzazione del fenomeno non aiuta. Cioè dobbiamo avere responsabilità, soprattutto quando si ha responsabilità amministrativa, e tenere alta l'attenzione. A me sorprende insomma una comunicazione che un giorno dice apriamo tutto, siamo pronti, via, il giorno dopo no, aiuto. Sì, perché bisogna salvaguardare anche l'economia, Arturo, cioè, capivo che la salute è importante, però se non c'è un'economia che tira ma la avanti... salvaguardiamo proprio facendo recedere il virus, non lasciandolo correre. Che non è facile, però la maggior parte di apriamo le discoteche. Sì. Di quelli colpiti sono tutti stranieri, anche qui apriamo porti, abbiamo chiuso gli italiani e abbiamo aperto agli stranieri, arrivano dentro, e oggi i dati del Veneto di ieri, l'altro ieri, sono quasi tutti stranieri, del Kosovo, cingaresi, cioè sono tutti purtroppo uomini stranieri che sono arrivati in Italia e sono stati colpiti da questo virus. Cioè, allora, chiudiamo in Italia, però arrivano tutti ugualmente, No, viva il devono parroco. rispettare le nostre regole, e se sappiamo che possono venire da paesi dove... ma allora bisognerà controllarli all'arrivo. Bisogna controllarli. E quindi il governo in questa partita deve stare attento, che il governo, perché mi sembra che abbia aperto i porti in maniera insomma esagerata, senza controlli. Ma io penso che i controlli si facciano, nel senso che come negli aeroporti, anche nei porti ci sarà la possibilità di controllare le persone. Quello che a me stupisce è che il Veneto sia messo peggio delle altre regioni oggi. E quindi una sbandierata gestione ottimale nella nostra regione forse non c'è stata. Ecco, lei cosa pensa, dato che ne abbiamo parlato, abbiamo detto della scuola, ma ci ritorneremo ovviamente, poi leggo i messaggi. Per quanto riguarda l'immigrazione, la sua strategia qual è? Ma l'immigrazione parlerei più di integrazione più che di immigrazione. La definisca come vuole. No, nel senso che è un fenomeno epocale che non è che possiamo pensare di respingere. Cioè, questo è impossibile, dobbiamo avere delle strategie per integrare questi flussi di persone che poi sono minimali, perché voglio dire, nel Veneto gli ingressi sono quasi uguali alle partenze, per cui il flusso netto immigratorio è piccolissimo nella nostra regione. Però dobbiamo avere dei percorsi di integrazione che siano solidi, che trattengano le persone che hanno le qualità per aiutarci a crescere. Io, guardi, sono sempre colpito. Le persone figlie di immigrati che vengono a studiare all'università, che mi è capitato di incontrare, sono sempre motivatissimi e sono sempre ragazzi che sono una risorsa per il territorio. Ma se ne sono altri sparsi
lei vive a Padova, in Padova, che vendono e spacciano droga, che usano E ci droga. sono tanti padovani che comprano la droga, Ma e no, quello è c'è il problema più mondo intero, grosso. però c'è il mondo intero che compra la droga, capito? Vede, cioè è un problema forte di tutti. Il problema è di chi compra o di chi vende? È di entrambi. Chi vende a noi non piace, però sono le persone più povere che fanno quel lavoro lì, che sono disposte a prendersi il rischio. Perché... Beh, anche chi compra va a rubare per comprare, anche quelle comprano anche quelle povere. Cioè Sì, vendono appunto, i poveri, voglio dire, comprano i poveri anche. Solo che i ricchi, ha ragione lei, però i ricchi lo fanno con più diciamo, riguardo, uso questo termine. Sì, sì, ma il problema sociale è uguale, che rubino o non rubino, il problema sociale è uguale. Quante persone guidano l'automobile sotto l'effetto delle droghe? A me questa cosa spaventa tantissimo. Cioè, lei si pensa che se c'è un numero di persone... Ma allora bisognerebbe che lo Stato, nei confronti di questi, prendesse delle decisioni, cioè uno ti prende, ti metto in galera e stai lì, non è che dopo 2 minuti sei libero. Ti metto in galera è dura, ma il problema sociale... Dopo 2 minuti sei libero, quindi qui a Padova ci sono 100 punti, li ha tolti l'amministrazione dai giardini e poi sono sparsi in tutta Padova, e non ha risolto il problema, l'ha risolto in quella zona, che certo. Poi si è diversificato in altre zone, quindi la domanda è come si può, impossibile debellarlo, lei mi dice o le dico io, cosa bisogna fare? L'unico sistema è prendere i colpevoli, metterli in galera e non dico buttare via la chiave. Ma io non credo questo, guardi, non crede questo. Cioè la galera... Oppure ci vorrebbe un'educazione alla scuola. L'educazione, è proprio qui. Secondo me dobbiamo fare un Però percorso di crescita. Maggiore, ci vuole un tempo maggiore, però alla fine è molto più solida la cosa. Però nell'educazione in questo tempo, Arturo Lorenzoni, la droga è aumentata, il mercato della droga è aumentato, chi si droga è aumentato e l'educazione ormai, tutti sappiamo che la droga fa male, però comunque anche da un'educazione che abbiamo avuto la droga continua Perché non a abbiamo navigare. non abbiamo lavorato proprio sull'aspetto educativo, sull'aspetto della crescita personale delle persone. Non è mettendo i divieti che noi facciamo crescere le persone, non è questo. Io non devo rispettare il fatto di non drogarmi perché c'è un divieto, ma perché sono persuaso che è il mio male. Cosa farebbe? Lavorerei tantissimo sulla scuola, lavorerei tantissimo anche con i professionisti, con le persone, far capire l'emergenza sociale che c'è associata. E in che tempo presume di raggiungere il successo, l'obiettivo? Ma non lo raggiungerà mai, lo raggiungerà oppure... No, forse non lo raggiungeremo mai, nel senso che... E quindi non è una grande strategia. Ma perché facendo il poliziotto cattivo lo raggiungiamo? No, le domando allora perché stiamo peggiorando? D'accordo, ma allora perché ci sono le multe se uno fa delle infrazioni? Ma va benissimo che le multe, perché chi rompe le regole paga la multa, questo va benissimo. Ma non è così che risolviamo il problema. Ci difendiamo, ma non lo risolviamo. Noi dobbiamo risolverlo, dobbiamo lavorare sui valori che ci portano a capire che una scelta è sbagliata. Chi va in bicicletta sotto i portici, non è che dandogli la multa poi, dobbiamo fargli capire che è un comportamento sbagliato, che mette... è lo stesso chi guida sotto... Deve dargli la multa lì, Lorenzoni. Diamogli la multa. Deve dare la multa perché chi va sotto i portici e chi va, e le ragazze che vanno in giro, i ragazzi, non mi viene la parola, vanno via zigzag, esatto, non mi veniva, col telefonino all'orecchio, diventano un pericolo per gli automobilisti, guardi qui, e ovviamente nel diventare un pericolo per gli automobilisti, essendo poi il ciclista e il pedone il soggetto più debole, ha una colpa l'automobilista che in effetti non ce l'ha. Ma va benissimo multare. Io non ho visto una multa data alle biciclette a chi ha un auricolare o il telefonino. E le garantisco, lei ci vive, ce ne sono una montagna che vanno col telefonino. E se tu lo fai presente, i ragazzi giovani non hanno nemmeno più rispetto, ti mandano a quel paese. Mi è capitato spesso perché li riprendo e gli dico fermatevi in bicicletta almeno. No, niente, ti rispondono anche indietro. Va tutto bene, ma però multiamoli. No, non va tutto bene, va tutto male, vanno multati, io sono d'accordo. No, perché aveva detto un attimo fa che non andavano multati e bisogna spiegare. No, non ho detto che non andavano multati, ho detto che non risolve il problema, ho detto è un modo per difendersi, ma per risolvere il problema in tutti i comportamenti che sono pericolosi dal punto di vista sociale dobbiamo lavorare sul rafforzare le motivazioni che ci spingono a non avere quei comportamenti pericolosi. La droga, il guidare ubriachi, il guidare sotto effetto di droghe, il guidare pericolosamente in bicicletta e così via. Sono tutti comportamenti su cui siamo troppo lassisti nell'accettare. Esatto, dobbiamo essere più rigorosi. No, è giusto ciascuno di noi su se stesso e anche
andando a dare le multe. È giusto spiegare tutto, però alla fine poi io ripeto, continuo a vedere persone in biciclette. Gli ho detto che il sito che è venuto a trovarmi mi dà davvero un enorme, perché diventano pericolose per chi guida dietro. E poi se io lo investo, quindi che è lui che sicuramente avrà le conseguenze peggiori, e giustamente ho torto io perché sono il soggetto più forte. Ma santo Dio, vanno via di qua e di là, hanno le borse nella bicicletta, hanno il telefonino, cioè incredibile, e nessuno. Ma in macchina quante persone vede col telefono in macchina? Si dà la multa, è giusto, è giusto. Come al ciclista, perfettamente d'accordo su questo punto di vista. Vediamo i messaggi, abbiamo divagato. Andiamo un attimino nel... Allora, buonasera, ho visto l'inondazione di Palermo e sono rimasta pietrificata. Poi mi è venuta in mente la cementificazione a Sottomarina. Dopo una forte pioggia potrebbe accadere la stessa cosa anche da noi. E ovviamente è quello che diceva prima Arturo Lorenzoni, che l'ambiente è una delle cose più importanti da seguire, e questo credo sia una testimonianza a questo messaggio. Giusto, Arturo? Ma sì, c'è questa preoccupazione. La impermeabilizzazione del suolo porta a degli effetti che possono essere drammatici come quelli di Palermo. Però sappiamo che può succedere ogni tot anni e siamo indulgenti. Non dobbiamo essere indulgenti, dobbiamo essere previdenti, dobbiamo lavorare sui bacini di laminazione perché i nostri corsi d'acqua non abbiano la possibilità poi di esondare verso le città e verso le persone, e ci vogliono comportamenti che guardano a lungo. I veneziani avevano una politica di gestione del territorio che era veramente lungimirante. Abbiamo abbandonato quei comportamenti molto molto virtuosi a cui dobbiamo tornare. Tagliare gli alberi dentro negli alvei dei fiumi, che era una cosa che si faceva con una rigorosità straordinaria, negli ultimi anni si fa meno e invece dobbiamo tornare a farlo. Una volta si costruiva non cadeva nulla, oggi cade tutto, è tutto diverso. Capito? Una volta c'era la peste, e cosa hanno detto nel 1300? Gli uomini vanno in un'isola, le barche in un'altra isola, i medici si mettono una maschera col becco per mantenere la distanza, e già nel 1300 hanno usato quella metodologia là, non conoscendo il virus che era la peste in quel periodo, e ovviamente ci arrivavano prima di noi, che sono passati più di 700 anni. Andiamo a vedere il messaggio successivo. Cosa farà Lorenzoni per rilanciare l'immagine del Veneto, dato che a causa del coronavirus non viene più nessuno? Questa è una bellissima domanda, però ci vorrebbe qualche minuto, nel senso che il Veneto è una regione ricca di diversità, e quello che a me piacerebbe è promuovere il Veneto in tutta la sua diversità, le città d'arte, i parchi, la campagna, le ville venete, il lago, le montagne, il delta, cioè abbiamo veramente una diversità grande, e secondo me dobbiamo promuoverla con un turismo lento. Telefonata. Io la interrompo perché guardi, turismo lento no, vuol dire... le faccio un esempio, Lorenzoni, ho 10 punti da fare. Ma lei deve farsi meno punti, se no... No, quindi qui davvero... Mi fa rispondere ma sono tutti importanti perché riguardano l'aeroporto di Venezia, le grandi navi, il Mose, la Pedemontana, l'immigrazione, la scuola, gli autobus. Lei pensa che noi abbiamo il terzo aeroporto d'Italia a Venezia, noi abbiamo un treno, una metropolitana che ci arriva, pensi anche questo, quindi guardi quante cose da chiederle. Allora, c'è la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Pronto? Sì, mi sente? Sì, con chi parliamo e da dove? Gianfranco da Padova. Prego Gianfranco. Io volevo chiedere al professor Lorenzoni se è lo stesso professore che durante la campagna per il comune di Padova diceva né con la sinistra e né con la destra, e dopo 30 secondi il ballottaggio aveva già deciso tutte le poltrone con il signor Giordani. Ha capito la domanda? Ho capito bene la domanda. Grazie alla domanda, prego Lorenzoni la risposta. Ho capito la domanda, ma sinceramente non ricordo di aver detto né con la sinistra né con la destra. Io ho fatto una campagna con grande autonomia e rivendico la mia autonomia, ma è chiaro che per poter governare bisogna dialogare con una delle parti, e sinceramente dialogare con la Lega, soprattutto la Lega di Bitonci, è estremamente difficile, per cui io non ho mai negato la possibilità di poter dialogare politicamente con altri, per cui sinceramente ribadisco la mia autonomia, il mio civismo, perché ci tengo molto,
ma è indispensabile dialogare con qualcuno e in questo momento ritengo che dialogare con le forze democratiche per il bene del Veneto sia assolutamente prioritario. Ha risposto, vediamo un messaggio ancora che dovevamo completare questa parte. Eccolo qui. Come fa a mettere in dubbio la nostra sanità dopo che questa emergenza ha dimostrato quanto siamo stati all'avanguardia? Io non ho messo in dubbio la sanità, voglio dire, io sono grato e riconoscente verso tutta la sanità. No, lei ha detto che cambierebbe però la Cambierei, sanità. sì, ma perché ci siamo salvati? L'ha messo in dubbio, Arturo, nel dire questo metti in dubbio l'attuale sanità? No, perché non sono riusciti a smantellarla quanto volevano, nel senso che è stata proprio la sanità del territorio che ci ha consentito di rispondere in maniera migliore rispetto alla Lombardia, dove il processo di privatizzazione era più avanzato. E quindi io non metto in discussione la sanità del Veneto, ma ritengo che vada potenziata nelle sue linee forti e non depotenziata come era la tendenza degli ultimi anni. Perfetto, altro messaggio, chiedo alla regia e chiedo scusa perché non ricordo più se è l'ultimo o il penultimo, ditemelo voi. Lorenzoni, quando sarà Presidente del Veneto farà qualcosa per la mobilità dei disabili come parcheggi eccetera eccetera, come non fatto a Padova? Beh, come hanno fatto a Padova possiamo discuterne, nel senso che abbiamo aumentato i posti per i disabili e ovunque possibile abbiamo messo nuovi posti di parcheggio per i disabili. Abbiamo creato il pass per disabili regionale, coordinato dal Comune di Padova, dai servizi informativi di cui avevo delega del Comune di Padova, e abbiamo il nuovo pass per cui c'è un unico sistema di rilascio dei pass per disabili, in modo che una persona di Treviso che va a Vicenza può utilizzare diciamo così, gli spazi di parcheggio e gli accessi per disabili. Per cui abbiamo fatto dei passi in avanti che ritengo importanti. Poi non saremo mai capaci di soddisfare per intero la domanda, ma una città come Padova ha degli spazi di parcheggio che sono minimali nel centro storico rispetto alla richiesta, e quindi dobbiamo... Certo. Però, per esempio, le linee tranviarie con l'accesso a raso è un modo di facilitare la mobilità dei disabili che secondo me è importantissimo, che i bus non riescono a fare. Le chiedo rapidità nelle risposte se riesce, anche se so che le tematiche sono molto importanti e meriterebbero più spazio, ma avremo occasione per poter fare altre trasmissioni. Andiamo per quanto riguarda, avevo detto prima la pubblicità, per quanto riguarda la scuola. Ovviamente c'è una carenza di insegnanti, lei è un professore, ovviamente qui fa parte del Ministero, però lei se diventerà governatore della Regione Veneto farà qualcosa in merito? Ma il potenziare il sistema educativo, torniamo a quello che dicevamo un istante fa, è indispensabile. Dobbiamo investire sulla scuola dall'inizio fino all'università, dove c'è veramente necessità di investire. L'Italia è uno dei paesi che ha meno laureati in Europa e questo non è un elemento di vanto. Per cui sicuramente anche se dobbiamo facciamo potenziare. le lauree a 3 anni, insomma. Beh, ma quello è un sistema per europeo. aumentarle. Sì, ma non è che funzioni poi così tanto, nel senso che poi quasi tutti funziona per l'università, per avere introiti. Però il 17% è la percentuale più bassa. Lo so, il suo collega cosa mi ha detto un giorno, io lo porto sempre come testimonianza, mi ha detto, non le faccio il nome perché non è corretto, però poi in privato poi se vuole glielo faccio, mi ha detto in certe lauree è giusto fare i 5 anni, perché i 3 anni, per esempio in ingegneria ha detto uno non può diventare un ingegnere dopo 3 anni, no, ci vogliono minimo 5 anni. Ecco, lei immagina, ha detto che ora cadono i ponti, fra 10 anni cadranno poi i poggioli. Mi porta a questo paragone, capito? Ma io ha enfatizzato il concetto, però per dire oggi bisogna studiare di più e avere una preparazione maggiore per poter fare i lavori fatti bene. Sì, però poi sta la responsabilità delle persone. Devo dire che la qualità umana dei ragazzi che vedo io ad ingegneria, per rimanere sui poggioli dei ponti, è estremamente elevata, e quindi io credo che vada data fiducia anche alle persone, non 3 anni, ecco, 5 anni. Per quanto riguarda la mancanza di professori? La mancanza di professori, di insegnanti, assolutamente bisogna prendere coraggio, mettere le risorse per poter stabilizzare. Abbiamo ancora solo nel Veneto 3.000 insegnanti di scuola elementare e materna che sono precari, che vengono regolarmente licenziati e poi riassunti successivamente. Ci vuole coraggio, vanno stabilizzati. Ecco, la mobilità, andiamo nella mobilità, prima le accennavo, noi abbiamo l'aeroporto che è il terzo aeroporto d'Italia, non abbiamo un treno, una metropolitana in superficie che ci arriva. Vabbè, detto questo, la mobilità, i treni è una responsabilità della Regione. Anzi, facciamo una telefonata e poi vengo da lei. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Gina da Mira. Da dove chiama? Da Mira. Mira, prego. Allora io volevo chiedere al signor Lorenzoni se
era accorto che sono stati dimenticati i pendolari. La famosa metropolitana in superficie, dove è andata a finire? Sembra ad hoc, ne stavamo parlando proprio ora. Perfetto. Grazie del telefonato, guardi, è la domanda che avevo fatto proprio in contemporanea, sembra c'è un'empatia, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, che proprio un ragionamento su questo La tipo. signora Di Mira mette il dito nella piaga. Sì, però poi se diventa bisogna farlo, perché tanti Bisogna dicono farlo. ma non lo fa poi nessuno Lorenzoni, perché se io prendo una metropolitana di superficie che fa la litorale, visto che la signora Di Mira che prende e fa Padova, Dolo, Mira, Oriago, Mestre, lo sa l'economia come crescerebbe? No, ma dobbiamo prendere consapevolezza che il Veneto non ha un polo predominante rispetto alla regione come c'è a Milano, come c'è a Bologna. Il Veneto è una metropoli diffusa, ma per farla veramente metropoli dobbiamo interconnetterla. I nodi sono tanti. Quindi cosa farebbe? Quindi riprenderei quel progetto di SFMR di cui parla la signora e lo potenzierei. Ma lei si immagina che per entrare a Padova, solo attivando le 3 stazioni di Vigonza, Vigo d'Arzere e Giarre, Abano, noi avremo 3 accessi in 6, 8 e 6 minuti, che sono potentissimi già con i parcheggi e già con le infrastrutture. Cambia completamente l'accessibilità della città. E Mestre, Padova, Treviso, Vicenza diventa un unico diciamo così, tessuto economico se abbiamo dei trasporti che sono realmente, per cui la signora ha perfettamente ragione. Allora uno può vivere a Mira, stare dove è cresciuto e lavorare a Mestre. E perché non è mai stato fatto secondo lei questo? Ma perché c'erano degli investimenti importanti che non avevano un orizzonte temporale di una legislatura. Perché la politica si riduce a questo. Io faccio le cose che si vedono, se no non le faccio. Quando io ho iniziato il tram, qualcuno mi ha detto, ma scusa, ma perché lo fai? Lo finisci per il 2022? Verosimilmente no. E allora perché lo fai? Lo faccio perché è giusto per la città. Lo finiremo nel 2023. Ma io sono contentissimo di aver spinto per quel progetto. E spingo anche, ho spinto, adesso spingerà qualcun altro, per la terza linea a Padova, che arriverà nel 2024. Ma è importantissimo lavorare a progetti lunghi, non avere una politica miope che è basata solo sul consenso. No, è ora di finirla, la paghiamo anche, questa cosa. Anche i treni della regione, cioè i pendolari come diceva la signora. Ma assolutamente, abbiamo una infrastruttura ferroviaria su cui dobbiamo lavorare e potenziare, avere una logistica intelligente delle persone e delle cose. Lei era il vice sindaco che voleva che la funivia inizialmente, sempre di queste Ma quello, guardi, che non è una cosa stupida, nel mondo ne stanno facendo tanti. Non ho detto questo, ho detto che lei voleva, io ho detto che... Io ne avevo parlato inizialmente. Però qualcuno perché... ha sorriso, invece sono dell'idea che se uno fa una funivia nel punto giusto, al momento giusto, a Londra c'è, in America c'è, quindi non è che abbia Stanno facendo tantissimo in giro per il mondo e abbiamo tutta tecnologia italiana. Possiamo fare tutto con la miglior tecnologia al mondo italiana. E perché non farlo? E possiamo fare in tempi molto rapidi dei sistemi di trasporto che hanno dalle 2.000 alle 3.000 persone ora, vale a dire più del nostro tram, sospesi, cambiando il profilo delle città, ma secondo me modernizzandolo e avendo la consapevolezza che lo si può smantellare nell'arco di qualche mese. Quindi non abbiamo un'infrastruttura invasiva. È comunque se la fai una città, visto che le nostre città sono città un po' storiche, un po' medievali. Ma nessuno pensa di passare sopra il Palazzo della Ragione, ovviamente. No, ho capito, però collegare la nostra zona industriale, che ha 25.000 persone, così come Marghera, perché non pensare anche a dei mezzi fortemente innovativi? Certo. Però ci vuole coraggio, coraggio ma anche capacità di guardare avanti. Però nessuno l'ha mai fatto finora, sarebbe magari un'idea straordinaria. Ma non l'ha fatto qui in Italia, ma in giro per il mondo? No, parlo qui in Italia, da italiano parlo in Italia, ovviamente in giro per il mondo qualcosa c'è. Ma la Raggi ne aveva parlato, poi non so se sia andato avanti il progetto. Ma la Raggi deve prima tenere pulita Roma, ha tanti altri problemi che fare la mobilità per aria. A tra poco.